paga sta roba, che poi fumiamo sta roba. Comprato macchina nuova, gente che prova e riprova. Ciao, sono Legione. Ciao, io sono Apneo. Ciao, sono Josky Beat. Io sono Little H. Siamo tutti di Vittorio Veneto e insieme siamo la Demurgency. Sotto temporale, fuori casa, con i miei raga poco male. Tutti ascoltavamo rap comunque da un pezzo, ognuno sapeva fare qualcosa. C'è chi ne sapeva di più tipo di elettronico, quindi casse, cose del genere. Lui bene o male era già bravetto con il PC, con i programmi per fare dei beat. Lui voleva iniziare a scrivere e comunque tutti noi ascoltavamo già rap, appunto, come ho detto. E quindi insomma abbiamo fatto 2+2, abbiamo detto questa cosa si può fare, l'abbiamo creata, avevamo comunque già i nostri ideali all'inizio. E quindi lui ha iniziato a scrivere i testi, lui ha iniziato a fare i beat e così abbiamo buttato fuori la prima canzone, che è Ciò che tutto governa, sua. Uscita l'1 agosto 2017. Poi fumiamo sta roba, comprato macchina nuova, gente che... Noi stiamo cercando di non fare pezzi perché vengano categorizzati e quindi inseriti all'interno di un genere, ma preferiamo fare dei pezzi perché appunto ci danno qualcosa e perché sappiamo che daranno qualcosa all'ascoltatore. Quindi non ci mettiamo di nessun tipo di panico. La gente che mi ferma, wey dottore, non è che mi cerchi la gola, lancio un'occhiatina. Se sei felice, tutto va bene alla prima. Se cominci a spunzecchiare cosa non ti va bene, perché tu hai dei problemi con te stesso, non c'entra niente con quello che scrivi, a meno che non hai già un obiettivo chiaramente prestabilito, tipo io voglio fare questa canzone perché voglio far pensare alla gente una certa cosa riguardo a questa tematica particolare. Se non hai questo obiettivo, tutto quello che fai ti va bene se sei a posto con te stesso, nel senso, quindi può uscire anche non ti fai neanche il pensiero che la tua frase possa non andare bene. Comincia a farti quel pensiero quando cominci a avere dei disequilibri dentro di te, non sei più abbastanza fiducioso in te stesso. Infatti l'album è frutto del fare e basta, non pensare. Prendi, vieni qua, scrivi, registra. Quello che è, magari si sistema qualche doppia, qualche strofa, qualche cazzatina alla fine in post-produzione, però l'importante è che sia sincero, l'importante è appunto che sia istintivo. La gente non quello ti muove, porto tutti quanti bro quando sarò in tour, gireremo indici sopra. Siamo sempre stati amici e possiamo dire che è nato in un momento di noia. Noi non sapevamo cosa fare, abbiamo deciso di fare questo perché ci sentivamo vuoti, perché non c'era niente in comune tranne cose sottili o comunque stupide. E quindi creare Demurgency è stato un modo per in primis mantenerci uniti e in secondo luogo fare in modo che tutta l'energia di ogni singolo individuo si focalizzasse in un solo obiettivo, ovvero quello della musica, oltre al brand, oltre a qualsiasi cosa la nostra energia possa creare. Giro con la scorta, soldi nella borsa. Ci siamo anche suddivisi un pochettino i compiti, quindi abbiamo un amico che cura il brand, fa i vestiti, abbiamo i telai per fare le stampe ovunque su vestiti e curiamo quella parte lì, una che invece fa le foto e si interessa della parte di social media e altri invece che si occupano della parte di manager, quindi organizzare eventi, la parte contabile, il fondo DEM, quindi siamo ognuno ha un ruolo e poi noi ovviamente scriviamo, però anche noi ci mettiamo in gioco, quindi siamo proprio uniti a 360 gradi, cioè uno non si sente escluso. Fai roba da boccia come Looney Tunes, flow da Gesù, poco tabacco. Allora, l'album esce l'1 settembre, speriamo anche su Spotify, comunque in tutte le piattaforme possibili. E usciranno anche 2 video girati da Lorenzo Mariotti, uno è il video di Dem Gang 4.0 e uno è il video di Occhi di Ratto. Di sicuro non ci aspettiamo niente, non ci facciamo aspettative, non vogliamo sapere niente di come andrà dopo, almeno io. Vogliamo solo buttare fuori questo, ci investiremo parecchio, sia che in tempo, perché praticamente partendo dalle produzioni è da febbraio che ci stiamo lavorando. Quindi oltre al tempo c'è anche un sacco di denaro e c'è anche un sacco di fatica. Quindi puntiamo davvero abbastanza su questo album, nonostante noi non ci facciamo aspettative perché non vogliamo né che vada bene né che vada male. Noi vogliamo solo che vada, non ci interessa altro. Veri fratelli con me, veri negri Essendo sempre stati qua a Vittorio, le persone si conoscono. Ed è difficile che una persona, quando ti sente rappare, conoscendoti già da prima, prenda solamente quello che tu dici nel rap. Ti prende anche come persona, di come sei tu direttamente, no? Quindi non è come vediamo i rapper già famosi che hanno un loro personaggio e non conosci la persona sotto. Conosci entrambe le parti, diciamo, quindi c'è molto di più secondo me quella cosa di essere vero, di essere autentico e le persone lo notano molto di più se vogliono darti importanza. Mezzo chilo in tasca e scappo via dalla madama, fine settimana. E poi il problema, come si sa, è che comunque Vittorio è un paesino
un paesino di provincia e quindi è difficile che la gente ascolti la nostra musica con l'orecchio che noi vogliamo che abbiano. È difficile che l'ascoltino perché ci sono tanti pregiudizi, tante cose che non vorrebbero sentire e noi ci marciamo su questo, cioè marciamo sul fatto che le persone sentano quello che vogliono sentire. Sono calde sotto il letto, 7 mostri, i miei fratelli con le canne. Stai attento, se ci sfiori siamo Cristo tra le palme. Io smettila di parlare se non... Noi siamo The Murgency, la nostra musica la trovate su YouTube, SoundCloud e Spotify. L'album è uscito da poco, speriamo che vada bene. Tenetelo on fire e niente, ci becchiamo ai prossimi live. Dalla ragazza. Era importante.